Raffiche di vento, 2 trombe d'aria e danni diffusi. Il maltempo nel pomeriggio di domenica 11 maggio ha colpito un'ampia area del Veneto. A Mestre, terraferma veneziana, violenti folate hanno spazzato via i gazebo della manifestazione Profumi e Sapori, mentre a Padova un grosso tronco d'albero è caduto nella centrale Piazza Castello, frenato soltanto dai tabelloni elettorali che hanno evitato danni alle auto e in particolare ad una persona che stava parcheggiando proprio nelle vicinanze. Nell'Alta Padovana, poco dopo le 18:30, si è verificata una tromba d'aria, come a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, dove si sono registrati danni di una certa entità, tra cui alcuni pioppi abbattuti. Oltre al vento, le forti piogge e la grandine hanno interessato l'area pedemontana tra le province di Treviso ancora e Vicenza, dove si sono verificati forti nubifragi e dove diversi cassonetti sono stati scaraventati lungo le strade. Infine a Rozzo, comune dell'Altopiano Asiaghese, in provincia di Vicenza, sono state addirittura scoperchiate alcune case.